Francesco Bei su Repubblica, per pigrizia, per opportunismo, magari sperando che passi la piena e il mercato riparta come prima. Cosa dice, Presidente? Che sono delle parole offensive per gli imprenditori. Sicuramente il mondo dell'impresa è anche grande, variegato, ci sarà qualcuno di questi casi, ma il presidente dell'INPS non può generalizzare. Oggi molti imprenditori vivono con estrema difficoltà, non solo economica, ma anche psicologica, e questo periodo, pensare che le aziende oggi non aprano per pigrizia è una cosa ingrata nei confronti degli imprenditori che tanto hanno fatto e tanti sacrifici hanno fatto in questo periodo. E per di più spesso ha anticipato quella cassa integrazione, no? L'hanno spesso anticipata. Qui in Veneto, l'INPS qui in Veneto diciamo che è stata relativamente brava, soprattutto in alcune province ha liquidato da subito, ma laddove sono stati tantissimi gli imprenditori potevano, hanno anticipato ai dipendenti la cassa integrazione. Questo qui, avere un presidente dell'INPS così che fa queste dichiarazioni non è molto bello, ripeto, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori e per i lavoratori. Io ne conosco tanti di imprenditori, ne conosciamo tanti, anche il sindaco che è lì in sede ne conoscerà sicuramente tanti, non ne conosciamo nessuno che tiene chiuso per pigrizia e approfittando della cassa integrazione.